Se da una parte c'è la corsa degli anziani e delle categorie a rischio verso una copertura vaccinale più ampia possibile, dall'altra c'è chi decide di rifiutarsi di partecipare alla campagna di vaccinazioni. Accade in modo consistente proprio nell'area dell'ULSS 7 pedemontana, dove sono molti gli anziani che hanno detto no alla chiamata da parte dell'azienda sanitaria. L'annuncio, una vera doccia fredda per chi si sta impegnando invece per arrivare quanto prima alla messa in sicurezza delle fasce più fragili della popolazione, arriva dai vertici stessi della regione. Anche se vi devo dire che in qualche area, non so se volete sentire la pedemontana, dottor Bramezza, noi abbiamo più di qualche anziano che si rifiuta di fare il vaccino, che è un fenomeno insomma, che non avevamo messo in cantiere. Ieri abbiamo avuto 400 defezioni ieri, non sono poche, Uso pedemontana 400, sì. non sono poche. Il direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, conferma le centinaia di defezioni che riguardano quasi esclusivamente gli over 80, ma i motivi di questa ondata di no restano misteriosi.